Pedemontana Veneta, l'opera non si ferma, al punto che oggi il presidente Zaia ha ipotizzato una data. La possiamo ultimare in 3 anni. Ci sono difficoltà nel closing finanziario, quindi stiamo cercando di lavorare con un'ottima collaborazione con il governo, con i ministeri, in particolar modo di infrastrutture e delle finanze, Cassa Depositi e Prestiti, per trovare la quadra, come si dice, e riuscire a far partire velocemente questi cantieri e chiuderla questa infrastruttura. Anche oggi il governatore Zaia ha sottolineato come più che una strada questa sia una responsabilità verso tutti e per primi i veneti. La responsabilità è quella di 95 km, 16 caselli, 35 comuni e 2 miliardi e mezzo di opere. Questione di bilanci e investimenti, con il ricalcolo dei flussi di traffico e quindi in quanto tempo si passerà una volta operativa dai debiti ai ricavi. C'è una disponibilità in generale a trovare una soluzione, perché il problema ce l'ha la Regione per conto dei Veneti che deve vedere finita questa infrastruttura, ce l'ha il Governo che è autorità vigilante che comunque ha identificato questa infrastruttura, che ha avuto un commissario di governo per anni proprio perché è un'infrastruttura strategica. Ce l'ha l'impresa perché deve finire l'opera e quindi penso che gli interessi collimino e basterà trovare una soluzione che sia una soluzione accettabile e che faccia in modo che i Veneti abbiano questa infrastruttura.